Una buona serata telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde. Ospite nei nostri studi questa sera il Sindaco di Padova Sergio Giordani. Buonasera Sindaco. Allora abbiamo molti argomenti da trattare anche nel corso di questa puntata, cominciamo però con la strettissima attualità perché questi sono giorni in cui si comincia fisicamente, Sindaco, a vedere i primi lavori impattanti, veramente impattanti per la realizzazione sia della seconda che della terza linea del tram. Ci sono diversi cantieri in città che stanno partendo, alcuni sono già partiti, allora facciamo così, mandiamo un servizio, facciamo un po' il punto della situazione per quanto riguarda proprio i cantieri per la realizzazione del tram e poi ne parliamo insieme. Dopo gli eterni cantieri ai sottoservizi che inevitabilmente tanti disagi hanno provocato negli ultimi 2 anni in via Tommaseo, verrebbe da dire che adesso arriva il bello, perché a partire dalla metà di novembre scatta la parte più visibile del cantiere della linea tranviaria tra Stazione e Volta Barozzo. La primissima realizzazione della piattaforma su strada, dopo quella che ha già interessato le aree del Liceo Cornaro e della Passeggiata Bianchini, riguarderà la centralissima via Gozzi. Qui, a partire da mercoledì 15 novembre, il primo tratto dei lavori interesserà solo l'attraversamento pedonale all'incrocio con via Tommaseo, comportando quindi il divieto di svolta a sinistra per chi dalla fiera viaggia verso la stazione. Da lunedì 20 novembre invece l'intera via Gozzi sarà chiusa al traffico da via Trieste fino a via Tommaseo. Una chiusura che durerà circa 3 mesi per la costruzione della piattaforma del tram su cui in futuro poserà direttamente la rotaia. E verranno fondamentalmente utilizzate come vie alternative, via Valeri da una parte e via Bassi dall'altra. Lavoriamo su tutta la strada perché questo ci permette di comprimere i tempi e quindi puntiamo sulla velocità del cantiere che altrimenti sarebbe potuto essere più piccolo ma più lungo. Inoltre ottimizziamo i lavori iniziando già in contemporanea i primi spostamenti per quanto riguarda la linea tranviaria SIR2, ovvero la est-ovest. Insomma, Sindaco, nel servizio abbiamo detto adesso arriva il bello, è così? Adesso era previsto, avevamo detto all'inizio, abbiamo informato tutti. Certamente fare 2 linee di tram, 18 km e mezzo, le SIR2 e 8 e 6,5, 7, l'altra è chiaro che comporta disagi. Stiamo anche facendo di tutto per attenuare i problemi, cerchiamo di fare tratti corti, cerchiamo di mettere su pannelli a messaggio variabile in modo da informare gli automobilisti. È chiaro che c'era già traffico, questo va a aumentare un po' il disagio, per essere pacifico, un po' di sacrificio per avere qualcosa di più importante tra qualche anno, per cui io penso che sia un sacrificio che ne vale la pena. Cerchiamo di fare il massimo perché siano pochi sacrifici, ma anche se osservate, anche se senza, perché adesso qualsiasi problema di traffico è colpa del traffico, anche dove non c'è niente, ma basta che piova, sappiamo perfettamente che diventa un problema. Purtroppo nel tempo non sono state fatte le opere, la famosa GRA, se ci fosse il GRA questi problemi non ci sarebbero. E la Regione, non sto accusando nessuno, doveva fare il progetto, non è mai andato avanti, per cui come provincia stiamo ragionando assieme ad Alberti adesso, però ora che sarà fatto, chissà quanto tempo ci vuole. Di base serve il GRA, che meglio non chiamarlo GRA perché porta sfortuna, meglio chiamarlo in un'altra maniera, come dico io, però oggi bisogna, e tutti i sindaci sono d'accordo, perché prima mi ricordo non facevo politica, non facevo l'amministratore, c'era chi diceva sì, chi diceva no, non mi piace, questo qua non deve passare sul mio territorio, adesso tutti sono convinti che serve, e serve un'opera molto importante, bisogna capire se riusciamo a farla a pezzi, se riusciamo a fare qualcosa, ma è vitale. Quando c'è traffico, Padova è sommersa di traffico. Ma il grande raccordo anulare, Sindaco, chiamiamolo così anche se non le piace, siamo sicuri che risolverebbe i problemi della città, delle vie, arterie del centro della città? Sì, tra tram, potenziamento degli autobus, perché va rivisto il piano completo degli autobus e saranno elettrici. Tra il famoso raccordo anulare, non so, sarà pronto domani, non so quando, ci stiamo ragionando. E costerebbe anche molto, immagino. Costerebbe, ma a suo tempo era un progetto per cui non costava alla Regione. Lo realizza il privato che poi rientra dei costi sostanzialmente. Però siamo a punto zero, anche se è chiaro, bisogna ragionarsi, come è molto importante, da portare avanti. Non sono d'accordo quando dicono
che più strade sono più traffico, più strade non c'è questo assioma, più strade più traffico, bisogna ragionare in maniera diversa. Non è facile, però più o meno adesso tutti sono convinti. Adesso i tempi per il progetto, bisogna che la regione ovviamente sia d'accordo e dopo trovare chi fa l'opera, però penso che sia una delle poche soluzioni, abbinata al tram, abbinata a tante altre. L'Arco di Giano è fondamentale. Se l'Arco di Giano non va completato e costa una cifra molto importante, avete presente la continuazione costa 41 milioni, devo dire che la Regione sta molto aiutando, parlo del vicepresidente Elisa De Berti, con il Ministero per far trovare le risorse. È importante, avremo un tram, in certi posti il tram non funzionerà perché ci sarà un blocco del traffico, per cui con l'ospedale nuovo serve l'Arco di Giano, la cosa non funziona, serve non domani, quando ci sarà l'ospedale vuol dire 5 anni, 6 anni, però 5-6 anni passano in un lampo, visto come veramente sono quasi 6 anni che faccio il sindaco, passa in maniera talmente rapida, con l'ansia di cercare di fare le cose rapidamente, che io penso sempre di fare domani, se no è domani, ci vuole un po' di più tempo quello che penso io. Soprattutto per quanto riguarda il pubblico, la burocrazia, insomma, la conosciamo. Non è molto semplice. Senta, Sindaco, diceva anche che ovviamente la mobilità andrà ripensata alla luce delle nuove linee del tram. Pensiamo per esempio agli autobus che lei citava poco fa. Da questo punto di vista è fondamentale che gli autobus vengano riorganizzati per coprire le tratte che il tram non coprirà, perché ovviamente, piuttosto insomma che di avere un doppione, per così dire, che tram e autobus percorrano le stesse linee, le stesse direttrici, è fondamentale insomma che l'autobus serva a questo. In accordo Bustier abbiamo dato già da fare uno studio del futuro, come sarà la mobilità pubblica con l'avvento del tram, perché cambierà ovviamente, insomma, dove non passa il tram, dove non arriva il tram, deve fare per forza l'autobus elettrico e saranno elettrici. Parlavamo dell'Arco di Giano, ricordiamolo anche per le nostre telespettatrici e i nostri telespettatori, semplificando al massimo una sorta di collegamento est-ovest all'interno della città. Insomma, adesso c'è tutta la parte, quella su Padova Est. È difficile da spiegare, un ponte molto lungo, 1,4 km, che va a agganciarsi alla zona est di Padova, anche perché la zona est avrà l'ospedale, avrà l'area San Lazzaro, sarà costruita e al suo tempo sono stati permessi 2 torri molto alte, parlo di abitazione residenziale e piccolo commercio, per cui sarà una zona molto impegnativa, per cui ci sarà anche qualche attività commerciale in più, una zona che prende corpo, per cui il traffico è determinante, gestire il traffico in quella zona. La tangenziale è già molto coperta, bisogna ragionare bene su questo sistema. E intanto stanno partendo proprio in questi giorni, sono già partiti per la verità anche se in una fase preliminare, i lavori per la realizzazione di quella che, Sindaco, forse sarà l'opera principale insomma, che servirà al tram. Stiamo parlando del ponte sullo scaricatore a Volta Barozzo, poi in questo caso parliamo di seconda linea del tram, insomma quella un po' più avanzata, e insomma questi sono lavori veramente importanti, perché realizzare un ponte sul canale scaricatore ha tutta una serie di complessità, però insomma era fondamentale dare al tram la possibilità di usare un ponte tutto per lui. Non c'è alternativa, poi parte del progetto. Il progetto è stato confermato dal Ministero ancora anni fa, per cui non è che sia una novità adesso. L'abbiamo detto all'inizio, serve un ponte nuovo, il ponte nuovo sono cambiate le regole, prima si poteva mettere nelle alveo, adesso bisogna stare più lontani su delle regole di sicurezza, giustamente. Verrà costruito a parte e verrà montato, non mi ricordo più i tempi, so che tra poco cominceranno, chiuderanno ovviamente via Lungargine, certo, dell'argine del scaricatore, per qualche mese finché non sarà pronto il ponte. D'altronde è un'opera importante. Pensate, io lo dico in continuazione, porterà 20 milioni di persone. Le nostre abitudini di viabilità, di movimento, mobilità stretta nel termine, cambieranno in maniera radicale. Io sono sempre più convinto che passando, se uno ci impiega 10 minuti ad andare in un posto e rischia la multa, non c'è ZTL, non trova il parcheggio e ce ne mette metà col tram, sceglie metà. Bisogna abituarsi a dire non uso macchina. Una macchina sta come le grandi città. Chi è che usa macchina? È un paragone improprio. A Londra, io ho 2 nipoti, nessuno ha la macchina, perché usano tutte le mobilità pubbliche. Quando serve la macchina, affittano per quel giorno,
Padova, non è Londra, chiaramente. Londra porta 1.350 milioni di persone all'anno, per cui stiamo parlando di 20 milioni contro 1.350.000. Ridicolo se vogliamo, però nel piccolo questo è il concetto. Ovviamente richiede un cambio di mentalità, insomma, che non si riesce sempre ad ottenere dall'oggi al domani, c'è bisogno di un po' più di tempo, anche i padovani dovranno abituarsi, dovranno digerire queste novità e dovranno forse capire l'importanza. Quando uno si abitua e vede che la cosa è positiva, io mi ricordo, io abitavo a Rumano tanti anni fa, per portare a scuola i ragazzi partivo circa 45 minuti prima per portare a scuola i miei figli. È diverso questo, uno ci impiega 6-7 minuti, vedete che tutti quanti lo adoperano. Visto che parlavamo poco fa di ponti, Sindaco, ci sono novità invece per la realizzazione di un altro importantissimo ponte che vedrà la luce in futuro, quello sul Borgomagno, per l'arrivo dell'alta velocità. Ho potuto parlare in questi giorni proprio sia con Marcello, l'ingegnere Marcello, che è commissario dell'alta velocità, sia con l'ingegnere Burto, che fa parte dei sistemi territoriali. Devo dire che loro stanno attivandosi molto bene, ricordo che purtroppo ogni tanto confermano i ruoli di amministratori, presidente, vicenda, perché si rende un po' la cosa, però hanno promesso e ripromesso da poco a gennaio che presentano il piano pubblico per sentire anche l'opinione di Padovani, ovviamente. Ho già visto dei plani, sono delle cose che non ci piacciono e per cui le abbiamo fatto modificare, speriamo che le modificano, per cui, che vuol dire quella via ciclabile che passa sopra i binari, il parcheggio interrato, perché a terra con l'ascensore, che arrivare non mi piace l'idea, per cui stanno cercando le soluzioni, una parte l'hanno già trovata, però siccome bisogna impegnarsi un po' di più a trovare la soluzione, però c'è una grossa collaborazione con le ferrovie e di questo sono contento, insomma. Ci prendiamo una brevissima pausa, siamo arrivati alla fine di questa prima parte. Al rientro insomma, dalla pubblicità vi mostreremo delle immagini veramente scioccanti che sicuramente molti di voi avranno già visto in queste ore perché stanno circolando nel web, che riguardano un disagio giovanile sempre più marcato un po' in tutto il territorio. Non è una questione solo di Padova, ma lo mostriamo perché è successo a Padova. Quindi non cambiate canale, rimanete veramente con noi perché vi mostreremo delle immagini veramente molto scioccanti. A tra poco.